accenderanno le loro luci per essere ammirati, sabato 12 e domenica 13 ottobre si riapriranno le porte di 34 degli straordinari palazzi dell'aristocrazia genovese. Tante le novità, tra cui la magica atmosfera dei Rolly Days, che diventa un'esperienza unica con le Rolly Experience, una novità assoluta e un'esperienza esclusiva, dedicata ai visitatori che vogliono vivere l'emozione di pernottare negli storici edifici dell'aristocrazia genovese, oggi patrimonio UNESCO, proprio come un antico ospite della Superba. In questa edizione inoltre sarà possibile utilizzare la app Rolli Genova, che permetterà di navigare tra i palazzi, consultare le schede di approfondimento, consultare gli eventi e vivere virtualmente una visita al loro interno. E infine per la giornata di domenica 13 ci sarà un servizio di 4 navette che collegheranno gratuitamente le valli genovesi al centro città per consentire agli abitanti di partecipare all'evento. Io l'ho scaricata l'app dei Rolly Days, insomma vedremo se poi avrò il tempo di partecipare alle varie iniziative, che sono delle belle iniziative. Belle iniziative, bei palazzi, una bella cosa per i genovesi, per i liguri, ma veramente un qualche cosa che merita da tutta Italia di essere visitato. Il comune con l'iniziativa si tiene al passo sia con il green che con il tech, con la tecnologia, e ho scoperto anche studiando su questa manifestazione cosa sono i rolli, da che cosa deriva, nel senso i palazzi, appunto, come diceva l'assessore dell'aristocrazia genovese, si iscrivevano in queste liste, i rolli appunto, per essere sorteggiati per la visita dei potenti dell'Europa, dei reali eccetera. Quindi sto studiando anche un po' meglio la nostra Genova, una bella iniziativa, e collegata a questa, tra gli itinerari ci sono anche le botteghe storiche, di cui ci parla Paola Bordilli, assessore al turismo e commercio e artigianato del comune di Genova. 7-8 ottobre sono stati con noi dei rappresentanti sia delle istituzioni che della Confesercenti che di Camera di Commercio della Regione Veneto. In visita fra le nostre botteghe storiche, un momento per discutere, condividere quel valore storico, culturale che delle realtà commerciali come botteghe storiche hanno nella nostra città e nelle loro città. Un interesse forte hanno dimostrato dal Veneto sia sulla nostra call for ideas per la ricerca del logo delle botteghe storiche, che ricordo ha richiamato ben quasi un 350 progetti, ma anche c'è l'interesse forte sulla programmazione commerciale fatta con l'intesa centro storico, che delimita delle tipologie merceologiche, che ha interessato fortemente questi colleghi che hanno chiesto un ulteriore confronto anche sul tema. Questo in tema di, appunto, botteghe storiche. Sì, botteghe storiche, nel senso, come abbiamo qui a Genova i Rolli, questi palazzi antichi patrimonio dell'UNESCO, abbiamo anche queste botteghe storiche che sono quindi attività, artigianato che tocca i più disparati settori, dalla cravatteria alla tripperia, i bar, e così via, con un requisito di almeno 70 anni di attività, ma ne abbiamo di quelle che arrivano fino a 200 anni, sono 43, è un'altra attrattività che è sempre bello e piacevole vedere, sedersi in un caffè antico, dalle mobilie al modo di fare, è veramente una cosa bella per un turista che arriva in città, ma anche per i genovesi stessi. Ecco, io apprezzo molto girare, avevo visto per esempio l'antica tripperia, la Casana, la barberia del Fai, quindi l'antica barberia Giacalone, anzi in questo senso anche nel weekend ci sono le giornate d'autunno del Fai, si affollano un po' di eventi in questo fine settimana. Peccato che ci siano tutti nello stesso fine settimana. Tra l'altro sabato è il 12 di ottobre, che è il giorno della scoperta dell'America, tanto per tirare in ballo Genova. Ci sono anche c'è un corteo che rappresenta le colombiane, appunto, che passerà in Piazza del Ferrari, dove c'è invece una giornata dedicata alla protezione civile, insomma diverse un cose, affollamento davvero. di iniziative. Nell'affollamento di iniziative nel mese di ottobre, l'avevamo accennato la scorsa puntata, anche abbiamo il mese dell'educazione finanziaria. Ce ne parla Dario Focarelli, che è il direttore generale di ANIA. Serve uno sforzo corale, strutturato e organizzato da parte di tutti gli stakeholder, le autorità e il settore privato, per
rafforzare il grado di conoscenza finanziaria e soprattutto assicurativa delle famiglie italiane. Le persone che sono in grado di fare scelte informate e consapevoli hanno un grado di successo superiore e questo sviluppa, i mercati finanziari, assicurativi, ma sviluppa anche e soprattutto le società e il benessere dell'economia. Dobbiamo affrontare un tema di cultura generale, ma anche di cultura economica. Certo, e finanziaria. È per questo che dicevamo ascoltate il nostro programma che qualche spunto ve lo dà senza andare troppo nel tecnico, ma accompagna gli ascoltatori, le persone, le famiglie nella quotidianità, perché tutto poi fa economia in questo senso. Alcune iniziative interessanti, per esempio verso gli studenti delle scuole secondarie c'è l'iniziativa promossa da Banca Italia qui Genova, I soldi non piovono dal cielo, dove si spiega ai ragazzi come costruire una sorta di piano di spesa, il budget per le proprie entrate e uscite familiari. Piuttosto che invece per gli adulti pianifica la mente, metti in conto i tuoi sogni, che sarà a Loano il 25 ottobre e qui si fa capire alle persone come gestire il risparmio e la pianificazione. È un'iniziativa interessante e sulla falsariga di questa cosa il 29 ottobre sempre per gli studenti con il patrocinio di Banca Carige Scegli cosa voglio, che è uno spettacolo teatrale, una conferenza sulla finanza comportamentale presso il Carlo Felice, proprio per far capire ai ragazzi anche gli elementi psicologici, cosa ci devia nelle scelte, la gestione del rischio e cose di questo tipo. Bella iniziativa. E ora occupiamoci di ciò che succede nel mondo. Da cosa cominciamo? Ma diciamo che tutto quello che succede nel mondo poi impatta anche sull'Italia. Iniziamo dall'attacco turco ai curdi. Chiedo con forza alla Turchia di interrompere immediatamente ogni azione militare. C'è una popolazione che ha già sofferto duramente, non dobbiamo metterla in condizioni di avere altre sofferenze. Che si fermi questo intervento, che non sarà mai una soluzione ai problemi che abbiamo. Mi sembra sacrosanto, la palissiano quasi. Sì, non so se l'intervento del presidente del Parlamento europeo Sassoli abbia spaventato Erdogan e la Turchia. Ecco, più che altro mi sembra degno di una spy story questa cosa, potremmo vederla magari in uno dei film che arrivano dagli Stati Uniti, perché i curdi sono quelli che hanno fatto il lavoro sporco in Siria contro l'ISIS e la Turchia da sempre li osteggia come gruppo terroristico. Trump in questo caso ha dato il via libera alla guerra, salvo poi fare una marcia indietro, ma nella sostanza è stato autorizzato. Non credo sia la soluzione migliore per la stabilità. Michel Barnier wird morgen erneut seinen Kollegen zu Verhandlungen treffen. Ho capito Kollegen, quindi anche Morgan comunque. Morgan è giorno? Sì, buongiorno amici, colleghi, eccetera. Chi sta parlando qui è Günther Oettinger. Sì. Sostanzialmente qui la sintetizziamo molto, dice in merito alla Brexit, guardate che l'Unione Europea non ha in mente di riconsiderare l'offerta, la proposta fatta, quindi dato che a breve dovrà esserci una risposta da parte della Gran Bretagna, si profila, vista così, un hard Brexit, che sarebbe quello gradito a chi governa in questo momento, cioè a Boris Johnson. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno, Voi santità. Lavorate per la radio e proprio per questo siete chiamati a vivere con maggiore responsabilità il vostro servizio. Sì. Santità in ottime mani. Come mai andiamo in Vaticano? Beh, io l'ho detto che lei ha dei contatti veramente di rilievo. Allora, scoppiato lo scandalo adesso a Londra, rimaniamo nel filone non Brexit, comunque ci spostiamo, perché 5 indagati dalla polizia vaticana per l'acquisto di un immobile, 160 milioni di dollari in Sloane Avenue, quindi palazzo di lusso, grande prestigio, comprato da un fondo di investimento lussemburghese del finanziere Raffaele Mincione, che già conosciamo per vicende territoriali con Banca Carige. Perché è stato comprato in un momento forse di crisi, non doveva essere fatto. Sembra ci siano sotto queste storie anche qui da fantafinanza. Vedremo come andrà a finire. Ma ti aspetta un pugno, ma è normale.
Ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Questo è il parere di Sua Santità, appunto, in merito a tutta questa vicenda. Tra un minuto che dedichiamo alle notizie dalla Liguria torniamo a parlare di economia e di società e finanza qui su Babbo Leo News. Nasce a Genova la prima Fiera d'autunno. Corri in fiera dal 17 al 20 ottobre. Ingresso gratuito. fieradautunno.it. Una grande festa con tanti invitati? Il ristorante Ferro e Fuoco di Genova Pegli ti aspetta con 150 posti a sedere. Una festa davvero speciale? Al Ferro e Fuoco di Via Garibaldi la ospitiamo in un prestigioso palazzo del Cinquecento. Ristoranti Ferro e Fuoco a Genova. 2 locali con area bimbi e musica perfetti per i tuoi eventi. Menù personalizzabile a partire da soli €15 su ferroefuoco.net e su Facebook. Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Senza la Gronda, Genova è avviata al declino, a dichiararlo il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci. Quello che è successo ieri in Parlamento, ha spiegato il sindaco, mi ha lasciato qualche perplessità, perché quello che è necessario è che il cantiere parta quanto prima. Sull'impiego di ditte genovesi nella ricostruzione del nuovo ponte, il primo cittadino ha rispedito al mittente le accuse di non aver coinvolto aziende del territorio. Fincantieri si può considerare genovese, ha dichiarato Bucci. Le aziende che vogliono partecipare possono sempre farlo, ma seguendo regole e bandi di gara. Imbrattato il portone del consolato turco in piazza De Ferrari a Genova nella notte con della vernice rossa, è stato scritto Rojava resiste, per criticare l'invasione della Turchia nei territori curdi. Sul posto è intervenuta la Digos per indagare sui possibili responsabili. Maxi sequestro di profumi contraffatti in porto a Genova. La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha scoperto un carico da 15 tonnellate di profumi diesel e TED Lapidus taroccati e stipati in una porta container ancorata al terminal di San Pier d'Arena. La merce a bordo dell'imbarcazione, battente bandiera liberiana, se immessa sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale un guadagno da circa 1.300.000 euro. Babbo Leo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis. Introduciamo l'argomento. Lasciatemi cantare. Nostrano. Sono un italiano. Italia, che succede in Italia, professore? Ma abbiamo un qualche cosa legato a Netflix, come tutte le big tech statunitensi che sono state sanzionate dal punto di vista fiscale in Italia. Si è cercato di sanzionarle, ma qui è da trovare proprio un nuovo paradigma per la fiscalità, perché sono società che lavorano tutte in un modo diverso rispetto alle vecchie fabbriche che avevamo una volta. Il discorso Netflix in Italia ha circa 1,4 milioni di abbonati, con la previsione di chiudere l'anno verso i 2 milioni. Attualmente non paga €1 di tasse qui perché non c'è una stabile struttura. L'idea di chi sta facendo questo controllo è che la stabile struttura sia data dai server, quindi dalla tecnologia, e debba pagare le tasse. Vediamo se rientrerà in quei tesoretti che la nostra manovra finanziaria si porterà a casa. Nel frattempo Netflix ha fatto un accordo anche con Mediaset per girare alcune delle sue serie e sta negoziando accordi con Sky per essere anche in onda, quindi cerca di aumentare la base clienti, perché gli italiani o gli europei sono meno americani in questa gestione, meno ricettivi da quel punto di vista della tecnologia, dell'alta tecnologia nell'intrattenimento. Poi Unicredit. Diciamo che ecco la BCE, che sta spandendo moneta, quindi a più non posso, per cercare di agevolare gli investimenti e la ripresa economica, a tassi sì negativi. Cioè l'idea è: guardate, care banche, se lasciate i vostri depositi di banche, intendo, a livello europeo sui nostri conti, pagate degli interessi. Si inizia a pensare di ribaltare stesso discorso sui clienti. Unicredit è la prima che esce dicendo questa cosa. Mi sembra giusto. Sì, non sui conti di noi poveri mortali. Più ne abbiamo, più paghiamo. Ecco, tra l'altro, infatti, più soldi lasci in banca, più paghi. Quindi mentre prima le persone con i loro bot si portavano a casa il 5, il 7, il 10%, quando i genovesi hanno
hanno inventato le banche era un po' diverso. Decisamente sì. A parte che ai tempi le banche prestavano i soldi, quindi già questa è una cosa. Quindi non abbiamo soldi da mettere sui conti. Quei pochi che abbiamo non lo riusciamo a movimentare. Le banche non ce ne prestano. Adesso per patrimoni, cioè si parla sopra i 200.000 euro, quindi i ricchi ricconi, mettiamola così, verranno tra virgolette tassate, quindi l'interesse negativo verrà applicato. Le banche non prestano a meno che non sia un prestito ponte. Ecco, infatti ponte aereo in questo caso, perché all'Italia, che era una questione, ne parliamo da un anno. Noi siamo nati con il DEF, con l'Alitalia, tutte cose già fatte, siamo ancora lì che non se ne viene fuori. Atlantia sta negoziando per cercare di capire che fine faranno le sue concessioni, se no non ha i soldi per entrare. Ma è tornata alla carica Lufthansa, perché Delta non andrebbe oltre il 10-12% di investimento, non vorrebbe condividere rotte americane. Lufthansa ha detto: signori, io non mi preoccupo neanche di entrare in quota, ma vi do un sacco di agevolazioni, vi faccio far da subito dei soldi. Atlantia in questo senso gradirebbe, perché non apprezza lo scarso impegno di Delta e dice che ci deve essere qualcheduno che sa far andare gli aerei per risollevare queste situazioni. Ognuno faccia il proprio mestiere, non prima di essersi formato per farlo, magari. Come stanno i nostri diplomati, ad esempio? Pessimamente, si parla almeno di un 7-8% dalle invalsi, che li denota come incapaci di mettere le due parole in croce, di fare 2+2. Un sistema scolastico al nord già più adeguato, al sud pessimo. Ormai è certificato almeno il 7% proprio o è a livelli di abbandono scolastico, comunque non sa fare veramente 2+2. Che poi mettere due parole in croce è importante. Un fiume di parole. Certo. Ma qui in croce più che le parole ci sono gli italiani, però. Alla fine ci siamo sempre noi, Bene, oggi discuteremo di temi molto importanti, soprattutto per il futuro dell'area euro e della sua politica economica, quindi auspico una discussione intensa e fruttuosa. Vedremo naturalmente il risultato. L'IVA aumenterà? No, l'IVA non aumenterà, l'abbiamo già spiegato tante volte, noi disattiveremo integralmente le clausole di salvaguardia, quindi non ci sarà l'aumento di 23 miliardi di IVA che era previsto a legislazione vigente. Ci sono stati dei dubbi sui 7 miliardi dall'evasione fiscale, dalla lotta all'evasione, potrebbe essere una cifra troppo ottimistica. Vedrete le misure e vedrete che le nostre previsioni sono realistiche. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Sì, lui continua a bollare come fake news tutte le voci che girano, continua a dire che le tasse non aumenteranno. Credo che si stia muovendo in maniera politica ed equilibrata. Invita ad aspettare veramente che le misure siano quelle approvate. Le voci che girano sono dovute anche agli studi e alle analisi che fa il Ministero insieme a Banca Italia, a tutti gli interlocutori, per capire cosa ha più senso fare. Di sicuro l'idea è di trovare in un qualche modo nelle pieghe più recondite dei bilanci o dei tesoretti gli stimoli per l'economia. La Lega voterà contro le linee programmatiche del governo perché prospettano una manovra economica recessiva, una manovra del nulla. Nessuna svolta sulla crescita, le tasse aumentano anziché diminuire, pochi investimenti, nessun incentivo alle imprese e naturalmente il taglio del cuneo è assolutamente irrisorio. Ci vuole ben altro per risollevare il nostro paese. Disfattista la Lega. Ma mi sembra, la voce, abbiamo messo un contraltare alla voce del ministro, mi sembra un po' demagogico come messaggio. Da un lato non è che sia cambiato niente rispetto a qualche mese fa, nel contempo forse questo governo ha cambiato un po' più il mood, il sentiment a livello europeo. Il fatto di non attaccare continuamente l'Europa ha aperto margini di trattativa importanti, non solo grazie a noi, è proprio l'Europa che sta rivedendo certe cose. Ovviamente la Germania e l'Olanda, che hanno un forte avanzo di bilancio, devono investire di più perché sono loro che devono essere il traino. Per ora Germania è il freno fortemente in questo caso. Concludendo, sempre più in alto. Ci si va sempre più in alto, ma secondo me è sempre più in basso. Abbiamo approvato adesso il taglio dei parlamentari, sentiamo un attimo il partito che ha proposto fortemente la cosa. È un premio alla coerenza e al coraggio del Movimento 5 Stelle. Il voto di ieri è storico. Questa legge ci consente di rispondere prima e meglio alle esigenze dei cittadini e soprattutto di restituire efficienza, dignità e prestigio al Parlamento. Sarà poi così?
voglio dire, con un colpo di forbice che secondo me le cose. Di forbice, anche perché la foto non erano sul balcone, questa volta erano sotto in piazza con le forbici. Non credo, perché chi lavora bene correttamente, il problema è far lavorare bene i nostri onorevoli, così forse non succede. Ci sono altre spiegazioni che possono essere date da questo punto di vista. Il taglio dei parlamentari ha una motivazione ufficiale risibile, quello del risparmio, che è un risparmio di 1/7 del costo di uno soltanto dei 90 F-35 che noi compriamo dagli Stati Uniti. Ha un motivo nascosto che non è condivisibile, che è quello della riduzione del peso della democrazia parlamentare, e c'è invece un motivo che nessuno ha indicato che sarebbe ragionevole, ed è quello che adesso abbiamo 20 consigli regionali con circa 900 consiglieri regionali, e quindi potrebbe essere ragionevole ridurre il numero dei parlamentari nazionali. Non dei parlamentari regionali? Ecco, infatti secondo me veniva messa in evidenza che il taglio veramente non serve a niente in un bilancio dello Stato siffatto come il nostro. Semmai sono esplosi i parlamentari delle regioni, quindi tra regioni, province, perché poi ce ne sono ancora tante, comuni eccetera, ci sono dei costi anche notevoli e con delle libertà eccessive. Secondo me, quando è partito questo tema del federalismo, che ormai sono 20 anni, io ho visto solo aumentare la tassazione a tutti i livelli, nazionale e ancor più locale. Sì, l'abbiamo un po' sbagliato il federalismo. Certo, poi ho visto aumentare le cariche, le posizioni e tutto questo tipo di cose. Secondo me un accentramento sarebbe cosa migliore, perlomeno per la gestione e il contenimento dei costi. C'è un commento che ci arriva dall'uomo della strada. È una cagata pazzesca! Ecco, lo sapevo. Niente, non si riesce a incunearci in un ambito serio. Col sottoscritto qua è sempre complicato. L'economia, la società e la finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria ogni settimana con me, Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis, a cui do appuntamento alla settimana prossima. A presto. Oggi cerchiamo ogni cosa su internet, luoghi speciali, rotte da seguire, nuovi amici. E se ascoltassimo anche 200.000 persone? 200.000 italiani hanno già scelto Gamma SUV Peugeot. Il futuro non si attende.